Buongiorno, Focus, bollettino colture erbacee, ultimo aggiornamento 2021. Negli ultimi Focus ci siamo concentrati nell'applicare l'ultimo principio della difesa integrata, quello che ci dice che una volta fatte le osservazioni, fatte le scelte e gli interventi di difesa integrata in concreto in campo, dobbiamo andare a vedere gli esiti per capire e poi migliorare le nostre capacità di comprendere e di intervenire negli anni successivi. Ci siamo quindi interessati di evidenziare quali risultati abbiamo ottenuto per le diverse accoppiate coltura-avversità sulle quali abbiamo fatto specifiche osservazioni e prove in campo. Le abbiamo fatte sia per capire gli interventi di prevenzione, primo grande principio della difesa integrata, sia per capire se hanno funzionato i monitoraggi e poi il confronto dei livelli di popolazione derivanti dai monitoraggi con le soglie, secondo grande principio della difesa integrata in estrema sintesi, e poi abbiamo visto, dove è stato possibile, l'applicazione del terzo grande principio della difesa integrata, l'applicazione di alternative non chimiche, qualora effettivamente sostenibile, quando i monitoraggi hanno evidenziato che era necessario intervenire. Dobbiamo intervenire con alternative non chimiche qualora siano effettivamente disponibili e sostenibili da tutti i punti di vista. Un ultimo aggiornamento per quanto riguarda la prevenzione, abbiamo continuato le osservazioni sui livelli delle popolazioni di diabrotica e sui danni da diabrotica eventuali in zone con rotazioni strutturate, in cui il mais è una delle culture, ad esempio frumento mais soia o frumento soia mais. Anche quest'anno, dopo oltre un decennio di osservazioni, abbiamo osservato che nelle aree in cui questa rotazione è prevalente, le popolazioni di diabrotica si mantengono a un livello basso e non abbiamo mai osservato nessun danno, neanche in quei pochi appezzamenti che ogni tanto in realtà sono a mais dopo un anno o due di mais. Quindi il primo principio di difesa integrata prevenzione e la prima strategia che è citata nell'allegato 3 del nostro PAN, rotazione culturale, funziona benissimo nell'evitare danni da diabrotica e nell'evitare di usare insetticidi per contenere questo fitofago, questo insetto specializzato su mais. Abbiamo anche osservato, tuttavia, che anche una rotazione flessibile, cioè che interviene solo quando dopo alcuni anni di mais la popolazione supera la soglia, può essere sufficiente a contenere la diabrotica senza utilizzare insetticidi. Sarà oggetto di un ulteriore focus e di un ulteriore bollettino inviato via mail. Al prossimo anno!